Katia Ricciarelli, signora della lirica italiana, attrice, qui a Pordenone Pensa in veste di scrittrice. Perché un libro? Ma perché ho raccontato delle cose che non avevo mai così detto prima, e siccome sono state scritte e dette tante di quelle cose, ho detto adesso basta, diciamo anche delle cose che il pubblico non conosce, altrimenti diventi anche noiosa. Quindi altro di me non saprei narrare, che poi la frase della Mimì nella Bohème, quando saluta il Rodolfo, dice adesso non so più che cosa dire, sono la vicina che è venuta a disturbare quando va per accendere la candela e se ne va. E in realtà così ho fatto io, non saprei cosa dire di più e ho raccontato alcune cose. Tra i tanti personaggi che ha incontrato nel mondo della canzone e anche nel mondo del cinema, c'è qualcuno a cui è più affezionata di altri? Se parliamo della lirica, li ho incontrati tutti i più grossi e sicuramente affezionata di più sono stata a Carreras, anche perché c'è stato un rapporto non solo professionale ma anche di vita privata. 13 anni sono tanti. Poi insieme avevamo un feeling artistico incredibile, quindi eravamo una coppia in quel senso lì perfetta. Però dopo che dire di Pavarotti, di Domingo, tutti questi grandi, e quando uno canta con tutte queste persone dopo è difficile dire preferisco quello, a meno che non ci sia un rapporto allora come quello che c'è stato con Carreras, ma non è che sono stata fidanzata con tutti. Invece nella musica leggera non mi sono fatta mancare niente, perché ho conosciuto e ho duettato, che ne so, con Albano, con Ranieri, con Mingardi, con Minghi, con Ron, con un sacco di persone, quindi mi sono anche divertita in quel senso lì.